Tante le iniziative che il comune di Ravanusa ha in cantiere, ma tante sono state anche le cose fatte, Sindaco, un'amministrazione al passo coi tempi. Sì, abbiamo iniziato tante attività dopo l'emergenza Covid, tanti cantieri. Ravanusa è un cantiere aperto, abbiamo ripreso i lavori del consolidamento per 7 milioni di euro, abbiamo mandato in gara il secondo lotto per altri 5 milioni di euro, ma abbiamo soprattutto avviato i lavori nelle scuole. Nella scuola Don Bosco un lavoro di ristrutturazione per 1.700.000 euro e lo stesso importo abbiamo avviato i lavori alla scuola Manzoni, anche qui per dare una ristrutturazione, efficientare l'edificio e anche sistemarlo dal punto di vista sismico. Abbiamo anche avviato i lavori del museo, abbiamo avuto un finanziamento dell'assessorato all'energia per più di 500.000 euro, stiamo ristrutturando e ci sono i cantieri aperti al centro sportivo di Via Roma. Abbiamo anche iniziato i lavori per quanto riguarda i cantieri di lavoro per la sistemazione di alcune vie dell'abitato, insomma tanti lavori che servono a mettere in moto l'economia e servono, diciamo, ad uscire da quell'emergenza che abbiamo vissuto nei mesi precedenti. Ecco, l'estate è già in corso, so che state approntando delle iniziative sempre nel rispetto delle istanze e distanze che il Covid ci impone. Sarà sicuramente un'estate diversa a causa appunto del coronavirus, però vogliamo sempre lasciare un segnale, abbiamo nel rispetto delle misure previste dal governo nazionale e da quello regionale, stiamo organizzando qualche attività, soprattutto ci saranno degli spettacoli teatrali che allieteranno le serate ravanusane e tenteremo di tenere in allegria il popolo ravanusano e quanti ci vorranno venire a trovare nel nostro paese. Sindaco, ecco, lei ha fatto anche un appello con i suoi colleghi al Ministro Cancellieri per cercare in qualche modo di progettare questa autostrada e chiudere l'anello Gela-Castelvetrano, diciamo una missione importante sicuramente, ma quali sono state le risposte che sono arrivate? Sì, abbiamo fatto un appello con gli altri sindaci al Ministro De Micheli per avere il finanziamento della 115, la chiusura dell'anello autostradale che colleghi Gela a Castelvetrano. Abbiamo incontrato il Vice Ministro Cancelleri a cui abbiamo rinnovato questa richiesta, ci sarà un ulteriore incontro nella prima settimana di agosto. Adesso sappiamo che l'Europa ha approvato il Recovery Fund, noi speriamo anche che si prendano i soldi del MES, ma al di là del MES o del Recovery Fund ci sono tanti miliardi che l'Europa ha messo a disposizione dell'Italia, speriamo che anche la Sicilia, in particolar modo la provincia di Agrigento, ne possa beneficiare e credo che un intervento infrastrutturale importante, utile per la crescita del nostro territorio che va a vantaggio della popolazione ma anche delle imprese, degli imprenditori, di tutte le attività, sia appunto la realizzazione di questa autostrada che finalmente si realizzi e che possa collegare agevolmente Castelvetrano e Gela.